E allora siamo in acqua con la serie numero 1 nelle due corsie gialle centrali 4 e 5, Francesco Perone e Zeno Tecchiolli, entrambi atleti classe 2000, compagni di nazionale appunto la scorsa settimana in Mediterranean Cup a Gedzira, Malta. Entrambi atleti sono tornati a casa con medaglie, Tecchiolli l'argento nella 4x100 stile, il bronzo nella 4x200 stile libero, mentre Peron ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista e 3 medaglie d'argento, 2 individuali 50 e 100 stile e quella di staffetta con Tecchiolli 4x100 stile libero. Sono proprio loro due a condurre questa prima serie, ricordando che il record della manifestazione è 1,54 e 97. Tecchiolli, Peron nell'ordine, 56,87, 56 e 96, separati da 9 centesimi, i due atleti, Peron per lo Sporting Club Noale, Tecchiolli per i nuotatori trentini. Francesco Peron specialista più della velocità dello stile libero, Tecchiolli più del mezzo fondo. Peron che nella giornata di ieri si è aggiudicato la gara dei 100 con 51 e 97. Zeno Tecchiolli ancora in prima posizione, si crea un vantaggio di 70 centesimi su Francesco Peron. Riccardo Di Domenico in terza posizione. Io ricordo però sempre il tempo di Alessio Gerardin, 1,55 e 27, che si può inserire in zona podio. Il record è 1,54 e 97. Siamo alle battute conclusive di questa serie numero 1, se la giudica Zeno Tecchiolli, 1,56 e 36, per Francesco Peron 1,56 e 48, e quindi facendo il riepilogo complessivo il vincitore è Alessio Gerardin in 1,55 e 27, Tecchiolli è secondo, Peron è terzo. Questo